bentrovati con l'informazione flash di New Sicilia. 4 kg e 700 grammi di cocaina e 5 kg e mezzo di hashish in transito sullo stretto di Messina. Puro al 99%, 1 milione di euro il valore si è immesso nel mercato dello spaccio. L'operazione della Guardia di Finanza ha portato all'arresto di 2 persone. Sono 5 gli operai feriti nell'esplosione avvenuta all'interno di una fabbrica di biscotti in via Calcante nella borgata di Tommaso Natale a Palermo. 3 di loro, tra i 22 e i 27 anni, gravemente ustionati, sono stati trasportati in codice rosso all'ospedale civico nel reparto di chirurgia plastica. L'esplosione sarebbe avvenuta per una fuga di gas. Gli operai stavano eseguendo dei lavori di collaudo nei forni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Piaga del caporalato. Tra la fitta vegetazione delle campagne di Vittoria venivano impiegati lavoratori in nero. Circoscritta l'area, le fiamme gialle vittoriesi hanno rinvenuto all'interno degli oltre 15 ettari di appezzamenti ancora intenti a lavorare all'interno delle serre adibite alla coltivazione di prodotti agricoli 32 lavoratori in nero, per lo più di origine extracomunitaria. 3 denunce. I carabinieri della compagnia di Giarre hanno arrestato un 28enne di Santa Venerina pronto a fare una rapina. Era a bordo di un'auto rubata con sotto il sedile una pistola, passamontagne e guanti in lattice. Il ragazzo è stato condotto in carcere a Piazza Lanza. E con questa notizia per adesso è tutto, grazie per averci seguito e arrivederci. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.